Vorrei che Boris ci racconti. Boris è un regista che chi non lo conosce deve conoscerlo, perché è un uomo di cinema, un uomo che ha fatto più di 400 film, che ha realizzato tantissime esperienze di cinema aperto di ogni tipo, che ha lavorato con tantissime persone importanti, che ha un'opera anche di fotografo, che ha fatto dei libri importanti e la cui opera è già stata mostrata più volte in Italia, fin da Pesaro, da Salsomaggiore, insomma, tutto, però deve essere ancora maggiormente conosciuto. Ho approfittato del fatto che l'archivio di Bologna del film di famiglia Home Movies ha digitalizzato una serie di Super 8 di Boris e che sono quindi stati digitalizzati e sottotitolati. Ed esiste di una selezione di questi film realizzati al Club Antonin Artaud un DVD che ha permesso anche a me di vedere alcuni film che non conoscevo, due li conoscevo già, gli altri no, e sono film straordinari che Boris ha realizzato insieme a, come dire, frequentatori del club, Romain Schneid e René Paco in questo caso, ma di questo club Boris adesso ci parlerà, è un club che è durato per decenni e di cui lui è stato l'animatore per la parte cinématographique. Alors, io lo tradurrò dal francese all'italiano. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Excusez-moi, je ne parle pas italien. Voilà, c'est une très longue histoire. Vous allez voir des films qui ont été réalisés il y a déjà 50 ans, un demi-siècle. Sono film che sono stati realizzati 50 anni fa, è una lunga storia, adesso ve la racconto. Alors, le Club Antonin Artaud est né en 1962. Je suis arrivé une année plus tard. Donc, c'était encore l'époque de la psychiatrie institutionnelle, chimique, très asilaire. On appelait les asiles psychiatriques, et les fous, on les appelait encore les fous. E il Club Antonin Artaud è nato nel 1961 a Bruxelles, io sono arrivato un anno dopo, era ancora il periodo dell'ospedale psichiatrico duro, chiuso, in cui si ospitalizzava e si medicalizzava con la chimica, quindi con i farmaci e con la contenzione. Et c'est une époque justement où tout ça a été contesté, hein, Michel Foucault le premier, et où on a commencé à parler de l'antipsychiatrie. Ed era un periodo in cui si cominciava a contestare questa cosa, Michel Foucault per primo, e si cominciava anche a parlare di antipsichiatria. Et donc il y a eu plein de mouvements en Belgique, en France, en Angleterre, en Italie, l'époque de Basaglia donc, où on a essayé de faire vider les hôpitaux psychiatriques et de traiter les malades autrement, comme la maladie mentale, comme une maladie plutôt relationnelle, sociale. E quindi c'è stato un movimento che ha toccato il Belgio, l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, una volontà di svuotare gli ospedali psichiatrici, di smettere di chiamare pazzi i malati e di considerare la malattia una malattia legata alla relazione più che una malattia in sé. On a aussi commencé à parler de art-thérapie, donc c'est-à-dire l'introduction de l'art, des disciplines artistiques dans les milieux psychiatriques. E si è iniziato a parlare di arte terapia, cioè l'idea di introdurre l'arte all'interno del contesto psichiatrico. Et donc le Club Antonin Artaud, c'est une des premières expériences avec le cinéma. Donc des films réalisés par les malades, en groupe ou individuellement, et aussi avec mon aide, donc j'ai aussi réalisé moi-même des films dans ce milieu. E quindi il Club Antonin Artaud è stato una delle prime esperienze di uso del cinema in un contesto psichiatrico in cui si permetteva ai malati di fare un film o collettivamente o singolarmente, in cui io li aiutavo ad accedere al mezzo e a fare il loro film. Mais évidemment, ce n'était pas une école de cinéma. Les malades ne voulaient pas devenir des cinéastes. Donc c'était une façon de s'exprimer
de pouvoir exprimer des choses qu'ils ne pouvaient pas exprimer par la parole. Parce que la parole était toujours prise en main par les thérapeutes, les médecins. Ovviamente non era una scuola di cinema, non volevano diventare cineasti, volevano trovare un modo di esprimersi, al di là della parola, perché la parola è sempre stata sequestrata dalla terapia e quindi dovevamo oltrepassare questo limite. Donc, ces films ressemblent beaucoup plus à ce qu'on appelait de l'art brut. Vous allez voir, il y a plein de défauts techniques. Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est ce qui s'exprime. Évidemment, les films restent aussi très hermétiques. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, peut-être. On ne comprend pas tout, mais ça ne fait rien, l'œuvre est là. Questi film come dire, assomigliano a quello che è stata chiamata l'art brut, cioè l'arte dei folli, come diceva Dubuffet, e quindi non importa che ci sia un livello estetico, ci sia una perfezione, anzi ci sono delle imperfezioni e ci sono anche degli ermetismi, non capiamo tutto non è allo stesso livello estetico, ma non importa, l'opera è qui. Voilà, je peux dire 2-3 mots des films qui vont être montrés. On va montrer d'abord Symphonie. Donc, Symphonie, c'est l'œuvre d'une personne, surtout, qui fréquentait donc le groupe cinéma du Club Antonin Artaud, Romain Schneid. Il a participé à beaucoup de films. Là, vous en allez voir un. Il est en même temps le scénariste, l'acteur. L'acteur, il joue tous les rôles du scénario. Il a dû apprendre lui-même son propre texte, ce qui était très difficile. C'est un texte qu'il a écrit dans le groupe, avec l'aide du groupe, et donc c'est filmé aussi par le groupe cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de professionnels dans l'équipe. Allora, parlerò dei 4 film che vedrete. Il primo film si chiama Symphonie, è stato come dire, scritto, interpreta tutti i ruoli di un testo che lui stesso ha scritto in collaborazione con gli altri come dire, che venivano al Club Antonin Artaud, Romain Schneid, che ha collaborato con Boris su tanti altri film del Club Antonin Artaud, e in questo caso appunto lavora totalmente da solo, insieme agli altri. In questo film non c'è nessuna maestranza professionista, a parte Boris. Tutti gli altri, tutti quelli che lavorano nel film sono come dire, pazienti che stanno nel Club Antonin Artaud. Voilà. Les 3 autres films ont été réalisés en Super 8 et c'est plutôt, on pourrait dire, des délires cinématographiques. Mais on voit quand même quelle force de conviction, quelle force d'imagination peuvent avoir les malades quand ils parlent contre la médecine. Et une espèce de grande lucidité, je trouvais, dans ces films. Gli altri 3 film potremmo chiamare dei deliri cinematografici, in cui dei deliri estremamente lucidi. Secondo Boris, l'espressione di questi malati in questi 3 film è estremamente lucida e precisa contro la medicalizzazione e contro la psichiatria tradizionale.